La questione è chiusa, si va avanti con Zaia. In Veneto ho dato a tutti la possibilità di scegliere e ho lasciato tempo, anche troppo. Il segretario federale della Lega Matteo Salvini neppure commenta la decisione del Consiglio della Liga a Noventa Padovana di rispedire al mittente la nomina del commissario elettorale Giampaolo Dozzo e ripete: chiunque non sostiene Zaia si mette fuori dalla Lega. In Veneto l'alternativa è fra Zaia e Moretti. Ieri sera era stato lo stesso Flavio Tosi a comunicare la decisione del Nazionale. Il Consiglio nazionale ritiene quel provvedimento irricevibile, ripeto, sia da un punto di vista della sostanza formale, ma c'è anche un problema formale che comunque è serio, ma anche soprattutto da un punto di vista sostanziale, perché non esiste che si tolga alla Liga Veneta una facoltà statutaria che le spetta da sempre. Quando sarà chiarito questo, poi si parla di lista. E oggi Tosi ha rincarato: se il Consiglio federale non torna indietro, forse mi dimetto e liberi tutti, e allora potrei candidarmi a governatore. Da Conegliano Zaia non vuol sentir parlare di strappo. Io spero di no, però è altrettanto vero che questa è una partita che si affronta a livello di partito, e penso che in questa fase chi ha cariche ovviamente affronterà tutta questa storia. Da parte mia, come sapete, pancia a terra e si lavora. Resta la scadenza di lunedì, tessere di Lega e Faro incompatibili, tosiani obbligati a scegliere. Non credo che Tosi farà l'errore di lasciare la Lega, ha dichiarato in giornata l'ex segretario federale Roberto Maroni. Innanzitutto perché chi si mette fuori dalla Lega non va da nessuna parte, e poi perché rischia far perdere Zaia alle elezioni regionali ed è incredibile.